Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Ecco le principali notizie. Nuova sconcertante decisione del Tribunale di Sorveglianza. Impermesso premio a Palermo Raffaele Galatolo, il killer mafioso che strangolava i nemici dei corleonesi. Resta al carcere duro il figlio di Riina. A Bagheria chi denuncia il racket delle estorsioni avrà sconti sulla Tari. Il sindaco Tripoli dice voglio una città libera, è un'idea da esportare in località come Palermo e Catania, dove invece spesso il pizzo si subisce passivamente. Solo i corridoi umanitari per i migranti, propone la Caritas, possono evitare le stragi nel Mediterraneo come quella di Capodanno con 20 dispersi, bambini compresi. Nel 2024 le vittime e gli scomparsi in mare sono stati oltre 2200. Sanità inadeguata. A Pozzallo il sindaco a Matuna chiede alla regione un'ispezione dopo che la locale guardia medica è rimasta chiusa per tutto il 31 dicembre e la notte del 1 gennaio. Da sabato 4 il via ai saldi, cautela e diffidenza diffuse fra i consumatori. In molti adocchiano sin d'ora il prodotto da acquistare per evitare le fregature di rialzi improvvisi seguiti da ribassi spacciati come saldi. Debutta male Agrigento, capitale della cultura. 2 errori sui cartelli dell'ANAS scatenano la satira e le risate sui social. Catania, straordinario successo del concerto di Capodanno al Massimo Bellini, diretto da uno strepitoso Fabrizio Carminati. L'orchestra del teatro ha divertito e coinvolto il pubblico con sinfonie classiche e colonne sonore popolarissime. Stasera replica su Telecolor alle 20:45. Calcio al via d'oggi il mercato invernale, il Catania deve cedere e vuole completare l'organico in 3 reparti. Il Palermo in B ha il nodo allenatore ancora da sciogliere. Bentrovati, nuovo permesso premio a Palermo per il killer dell'Acqua Santa Raffaele Galatolo, il fedelissimo di Totò Riina, ergastolano. Secondo il Tribunale di Napoli è un detenuto modello e per questo trascorre i giorni di festa nel suo quartiere, ma per la Procura di Palermo resta un pericoloso mafioso. Marco Gullà. Raffaele Galatolo, ergastolano, il killer del quartiere Acquasanta di Palermo, un nome che ha lasciato il segno nella storia di Cosa Nostra, torna alla ribalta. Con la sua condotta ha convinto il Tribunale di Napoli che lo ha dichiarato detenuto modello e che gli ha consentito di ottenere permessi premio per uscire dal carcere di Secondigliano. Il fedelissimo di Totò Riina sta trascorrendo le vacanze di Natale e di Capodanno a Palermo, nel quartiere dove un tempo dettava legge. Per la Procura di Palermo Galatolo è e resta un pericoloso mafioso che deve rimanere all'ergastolo. Per il Tribunale di Sorveglianza di Napoli è invece un detenuto modello, tanto da meritare un permesso premio che durerà fino al 4 gennaio. Galatolo, uno dei responsabili della famigerata Camera della Morte in vicolo Pipitone, dove erano soliti uccidere i nemici del Capo dei Capi, era già tornato a Palermo lo scorso autunno. Negli anni '80 vicolo Pipitone rappresentava il centro catalizzatore del mandamento di Re Sultana, era il luogo degli incontri e degli affari, ma anche il luogo in cui i Madonia intrattenevano rapporti con esponenti dei servizi di sicurezza, da Bruno Contrada ad Arnaldo La Barbera, sino a Giovanni Aiello. Così, dopo la notizia dei giorni scorsi dell'annullamento del 41 bis per Giovanni Riina, il figlio della Belva, si allunga l'elenco dei boss e dei mafiosi che lasciano il carcere per permessi o che ottengono regimi carcerari meno duri. Il 28 dicembre scorso l'ufficio di sorveglianza di Padova aveva concesso 9 giorni di permesso al boss ergastolano Ignazio Bonaccorsi, 67 anni, capo del clan dei Carateddi di Catania, uomo di fiducia dello storico capomafia Turi Cappello. Bagheria approva il regolamento della tassa dei rifiuti e ci sono agevolazioni tari per chi denuncia il racket. È un'iniziativa esemplare che andrebbe esportata in altre città come Catania e Palermo. Marco Gula ancora.
Se denunci il pizzo avrai uno sconto sulla tassa della Tari, quella dei rifiuti. L'iniziativa, alquanto lodevole, arriva dal comune di Bagheria, in provincia di Palermo. L'amministrazione comunale bagherese ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della Tari, introducendo importanti novità che vanno oltre la semplice definizione delle modalità di calcolo e pagamento. Un sostegno concreto a quegli imprenditori onesti che denunciano il racket e le estorsioni. In Consiglio Comunale è stato approvato un punto del nostro programma che prevede una riduzione parziale della Tari a tutti quegli imprenditori che denunciano il racket e le estorsioni. Una lotta chiara alla mafia che cambia pelle, non è più quella stragista degli anni 90, ma che si adegua e si adatta ai tempi, e quindi cerchiamo di farci trovare pronti. Un'iniziativa da esportare anche in altre località, come a Catania e Palermo, dove spesso il pizzo si subisce passivamente. Prima di Natale, nell'operazione che ha decapitato il clan Scalisi di Adrano, era emerso che nel paese etneo tutti dovevano pagare il pizzo, anche i piccoli commercianti e gli imprenditori. Solo uno dei commercianti taglieggiati ha ammesso di essere stato vessato dal pizzo. Dopo l'ennesimo naufragio al largo di Lampedusa con 20 dispersi, la Caritas italiana rilancia il metodo dei corridoi umanitari come rimedio a un'ecatombe che solo quest'anno ha visto più di 2.200 persone inghiottite dal mare. Orazio Longo. Il corridoio umanitario come opportunità, ma soprattutto come strumento efficace per combattere le morti in mare. La Caritas è da tempo che ne parla, ora rilancia la questione dopo il naufragio di Capodanno che ha visto altre 20 persone finire disperse tra le acque del Mediterraneo dopo che un barchino è affondato al largo di Lampedusa. Cita Papa Francesco la Caritas italiana in un post sui social: siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, scrivono con l'hashtag Speranza, e aggiungono che il naufragio di Capodanno rende tragicamente attuale la pratica dei corridoi umanitari. Anche altre associazioni sono intervenute. Un'alternativa legale e sicura si legge sul sito della Farnesina, il Ministero degli Esteri. Un modo, insomma, che se ampliato e portato a priorità eviterebbe quello che ancora una volta è successo a poche ore dal nuovo anno. 7 i migranti che si sono salvati e che ora sono alloggiati in un centro accoglienza straordinaria, CAS, di Agrigento. Tra questi anche un bimbo di 8 anni che nel naufragio ha perso la mamma con la quale voleva andare in Germania, dove vive e lavora il papà. Secondo il report dell'UNICEF, il bilancio delle vittime e il numero dei dispersi nel Mediterraneo nel 2024 ha superato il tetto dei 2.200. Una persona ogni 5 è minorenne. La maggior parte fugge da conflitti violenti e dalla povertà. Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia sollecita quindi maggiori investimenti nei servizi essenziali per i bambini e per le famiglie, tra cui il sostegno psicosociale, l'assistenza legale, quella sanitaria e l'istruzione. A Catania ha convalidato il fermo dei 2 uomini che hanno stuprato una donna originaria del Mali pochi giorni prima di Natale sotto gli archi della Marina. Pare che la vittima stesse cercando una presa per caricare il suo cellulare. Poi la violenza. Desiree Ferrito. Convalidato il fermo dei 2 uomini, un egiziano e un 38enne di Augusta, che hanno abusato per la donna domenicana sotto gli archi della Marina, nel cuore del centro storico di Catania. Nelle carte di convalida firmate dal GIP Maria Ivana Cardillo emergono altri particolari di questa terribile storia. Un primo approccio legato alla conoscenza di uno degli stupratori con l'ex della donna, poi la ricerca di una presa dove poter mettere sotto carica il suo cellulare scarico. Il 38enne di Augusta con questa scusa l'avrebbe portata nel suo giaciglio di fortuna, tra materassi, coperte, sporcizie, ha abusato di lei. E poi, come nel peggiore dei film dell'orrore, un altro uomo, approfittando della vulnerabilità della donna, ha continuato ad abusare di lei. I 2 uomini hanno raccontato al giudice di aver avuto con la donna un rapporto consenziente. Lo hanno raccontato sin dal primo istante, anche quando, dopo il racconto e le indicazioni della donna, la polizia li ha raggiunti proprio lì, sul luogo dello stupro, mentre si erano addormentati dopo la violenza, come se nulla fosse accaduto. La donna, visibilmente scossa, aveva lividi alle gambe e sul resto del corpo, i pantaloni strappati. La giudice non ha messo in dubbio il suo racconto. I 2 sono ora in carcere, si attende di capire se ci sarà ricorso davanti al riesame. Poco fa la polizia ha arrestato un 46enne della provincia di Catania per violenza sessuale aggravata e maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna. Le indagini erano state avviate dopo la denuncia della vittima
per l'uomo che non avrebbe accettato la fine della loro relazione. L'ex direttore del cimitero di Siracusa e un operaio sono stati rinviati a giudizio dal tribunale dell'inchiesta sulla vendita illecita di cappelle del Camposanto. Erano stati arrestati nel febbraio del 2023 per un profitto quantificato in oltre 60.000 euro. 11 le persone indagate. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia di una delle vittime che è rientrata durante le festività di Natale del 2019. Si era accorta che la cappella di famiglia del cimitero comunale era occupata da altri defunti. La Guardia Medica di Pozzallo chiusa per tutto il 31 dicembre e la notte del 1 gennaio, un inizio d'anno che non smentisce i precedenti disservizi dell'azienda sanitaria di Ragusa. Il sindaco Ammatuna chiede all'assessore regionale alla salute un'ispezione. Veronica Barbarino. A Pozzallo, per disservizi subiti in ambito sanitario, l'anno non inizia nel migliore dei modi. Cittadini e turisti, infatti, durante l'intera giornata del 31 dicembre e la notte del 1 gennaio, non hanno avuto garantita la presenza del medico di continuità assistenziale ed emergenza-urgenza, sia in guardia medica che nell'affianco presidio territoriale d'emergenza. Situazione assolutamente assurda, intollerabile, grave, delicata, perché Pozzallo è una città di 20.000 abitanti, che ha un turismo sempre crescente, che ha 450.000 passeggeri da e per Malta, che ha una grande zona industriale, che ha un grande porto, che ha un hotspot. Quindi, siccome si sono reiterati questi gravi fatti, proprio nella giornata di oggi ho preso carta e penna, ho scritto all'assessore regionale alla salute, onorevole Volo, per chiedere un'ispezione dell'ASP, perché non si ha la sensazione che siano allo sbando, che non siano in grado di garantire i servizi di continuità assistenziale e i servizi di emergenza. L'ASP di Ragusa, dal canto suo, in una nota stampa precisa che pur nelle difficoltà dell'attuale congiuntura storica sta prodigando il massimo sforzo per garantire la copertura dei turni e auspicherebbe una collaborazione istituzionale che talvolta manca. Catania, lo scempio è servito, montagne di spazzatura al civico 190 del viale Mario Rapisardi. I cittadini esasperati invocano l'intervento delle istituzioni. Tonino De Mana. È una vergogna perché Catania era la Milano del Sud, adesso si è ridotta così, un immondezzaio. Sacchetti di spazzatura accatastati uno sull'altro, avanzi di cibo delle festività, rifiuti di ogni genere, un odore nauseabondo che rende l'aria irrespirabile. Chi può fa il giro largo oppure alza il passo per superare la microdiscarica ben visibile e transennata. Altri, come gli anziani, non possono fare altro che prendere atto e farsi il segno della croce. Lo scempio è servito al civico 190 di viale Mario Rapisardi, dove la raccolta differenziata, tanto invocata dal comune di Catania, non è mai iniziata. Ho inviato parecchie lettere alle autorità, nessuno mai ha fatto qualcosa. Noi siamo cadenti da questo punto di vista perché una raccolta differenziata non la facciamo e buttiamo tutto qua. Ci sarebbero le isole ecologiche, perché voi non la portate lì eventualmente? Perché siamo poco educati. Noi abbiamo da circa 25 anni, da quando questo amministratore non ci interessa veramente da fare l'amministratore. Non siamo noi a dover stabilire competenze e responsabilità, ma è auspicabile che gli attori protagonisti della vicenda, comune, Gema e amministratore del condominio, siedano attorno a un tavolo per trovare una soluzione condivisa che possa restituire decoro e dignità al viale Mario Rapisardi. Non c'è dubbio che una soluzione va trovata e anche in fretta, non si può rimanere in quelle condizioni. E i carabinieri hanno sospeso l'attività di un allevamento di ovini e caprini ad Aci Sant'Antonio. Hanno trovato rifiuti di ogni genere, plastica, carcasse di animali e amianto. Individuata anche una vasca con 50 litri di latte che il titolare, denunciato, continuava a utilizzare per la produzione di formaggi nonostante un divieto emesso 4 anni fa. Sabato 4 scatta la stagione dei saldi. Vediamo come si preparano i catanesi tra speranze, cautela, diffidenza. In molti adoccano prima il prodotto da acquistare. Per tutti l'obiettivo è evitare le fregature. Tonino De Mana.
Si sa di chi può. Scattano sabato gli sconti invernali con le tasche dei siciliani già svuotate da regali e feste di Natale. Si parte tra incertezza, cautela e diffidenza con i commercianti che confidano nei saldi per dare impulso alle vendite. Dall'altra parte chi varcherà la soglia dei negozi lo farà tenendo conto del budget limitato. Ogni acquisto sarà quindi ponderato. Mattinata di calma apparente in via Etnea a Catania, in tanti ad osservare le vetrine e soprattutto ad appuntarsi il prezzo. Non farci fregare, perché magari aumentano il prezzo e invece non è il prezzo esistente. Ho visto che guardavi la vetrina. Sì. Cosa stavi facendo? Stavo controllando il prezzo. Perché solitamente alzano un pochettino i prezzetti dicendo che sono degli sconti. Ed invece cosa sono? Delle truffe autorizzate tipo? Sentiamo l'altra campana, quella dei commercianti. Io posso parlare per me, cioè noi siamo commercianti seri, non alziamo i prezzi, facciamo sempre delle promozioni e gli sconti sono veritieri. Sull'argomento il Codacons vigila ed ammonisce. In certe occasioni i commercianti, proprio in prossimità della data di inizio dei saldi, pare che aumentino a dismisura il costo iniziale del prodotto in vendita per poi applicare allo stesso i saldi. È chiaro che siamo innanzi a un'ipotesi di truffa. Tanti consigli, dallo scontrino da conservare alla diffidenza sulla scontistica elevata. Potrebbe trattarsi di merce non proprio nuova e soprattutto occhio al prezzo che deve essere esposto, chiaro e ben visibile. Agrigento è già capitale della cultura, ma ad attendere turisti e visitatori ci sono cartelli pieni di errori di grammatica. La satira e le risate corrono sui social. Lorena Dolci. Capitale della cultura o degli strafalcioni? Mentre Agrigento entra di diritto nell'anno che la incorona regina delle arti, della cultura e del sapere, c'è chi si sbellica dalle risate a leggere questo cartello posto nella Valle dei Templi. Nelle indicazioni sui luoghi di Pirandello si leggono infatti ben due errori clamorosi. Valle di Templi con la preposizione storpiata proprio sul sito da 1 milione di visitatori l'anno e poi Pirandello casa natale contrata caos, dove il caos è pure nelle lettere che compongono la parola contrada. Errori di battitura? Sarebbe troppo facile. Queste parole dovrebbero infatti passare al vaglio di più persone prima di essere stampate su un cartello montato sul ciglio della strada a 100 metri dal Tempio di Ercole e ce ne sono ben 3 esemplari. Possibile che nessuno si sia accorto degli svarioni? Se ne sono accorti però gli automobilisti e la satira è servita da chi invoca gli addetti alla cultura e chi il patrocinio dell'ananas. Ma c'è anche chi segnala di rimuovere un altro cartello mostruoso sulla Agrigento Caltanossetta. Al colmo del ridicolo, il cartello che vi mostriamo riporta, oltre ai loghi di Regione Siciliana e ANAS, anche quello di Strade del Cuore, il portale che indica ai visitatori le bellezze da scoprire. E questa è la strada degli scrittori, la statale 640 Agrigento-Catania, pochi chilometri che conservano la memoria di grandi autori come Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Camilleri e naturalmente il sommo Pirandello. Uno, nessuno e 100.000 errori. Davvero, se non ci fosse da sorridere, da ridere, ci sarebbe da piangere. Turismo, parte il CIN, il codice identificativo nazionale, che è nato per regolare il mercato degli affitti brevi, ma che interessa tutte le strutture ricettive. Stamane l'80% di B&B e case vacanza era già in possesso di questo nuovo codice. La Sicilia è sesta per numero di CIN rilasciati, dopo Toscana, Veneto, Lombardia, Lazio e Puglia. Da oggi, per chi non si è adeguato alla normativa, la sanzione va da 800 fino a 8.000 euro per chi ne è privo e da 500 fino a 5.000 euro per chi non espone il CIN. Passiamo ad altro. Walzer e polche viennesi, ritmi sudamericani, perle del repertorio sinfonico e colonne sonore. Il Teatro Massimo Bellini di Catania ha inaugurato il 2025 con un coinvolgente concerto di Capodanno in onda e in diretta su Antenna Sicilia e stasera in replica alle 20:45 su Telecolor. Da non perdere. Orazio Longo.
Fra le prime note del nuovo anno ci sono quelle di Star Wars, la colonna sonora della celebre saga televisiva riproposta al Teatro Bellini di Catania per il tradizionale concerto di Capodanno. Una scaletta che ha spaziato dalla musica classica, a citare Stravinsky, Ponchielli, Shostakovich, a quella più moderna delle colonne sonore, ma anche dei ritmi sudamericani e delle canzoni d'autore come Caruso di Lucio Dalla e Brava Brava di Mina tra i bis. Poi i Must di Johann Strauss, immancabile ogni primo dell'anno in tutti i teatri del mondo. Sul podio a dirigere l'impeccabile orchestra del Teatro Massimo Bellini, Fabrizio Carminati. Discorso vibrante sul rapporto tra la musica e la pace, quello del sovrintendente Giovanni Cultrera, padrone di casa tra le autorità e i tanti ospiti intervenuti tra il pubblico. Trasmesso in diretta su Antenna Sicilia con la conduzione di Roberta Lunghi e con Eva Spampinato, poderoso impegno tecnico e giornalistico con oltre 4 ore di diretta per una produzione che ha raggiunto migliaia di siciliani che attraverso il teleschermo, ma anche lo streaming online, hanno potuto godere delle emozioni della serata. Il concerto di Capodanno, conclusosi con un doppio bis del Cancan di Offenbach, è in replica questa sera su Telecom. Meraviglia, stasera alle 20.45 su Telecolor. Ora è il momento della nostra pausa. Per il calcio fra poco le prime indiscrezioni del mercato di riparazione. State con noi, vi aspettiamo. Andiamo con il calcio, al via il mercato. Il Catania ha una decina di giocatori da piazzare per alleggerire il monte ingaggi. Innesti previsti in porta, difesa e attacco. Intanto domenica il big match con il Benevento. Marco Carli. Dopo poche ore dall'avvio ufficiale delle trattative che si concluderanno alla mezzanotte del 3 febbraio, il Catania guarda all'appuntamento più importante del momento. La sfida di domenica, in diretta in chiaro su Telecolor col Benevento. C'è un mese di tempo per completare varie operazioni con Ivano Pastore a supporto di Daniele Faggiano. Servirà farlo bene in tempi brevi se si riesce, come chiesto da Toscano, ma soprattutto con una visione funzionale al progetto sia a livello economico che tattico. Ecco perché le cessioni sono in primo piano. I 5 esuberi, Chiricò, Monaco, Rapisarda, Silvestri e Zanellato, il cavallo di ritorno Costantino, ma soprattutto elementi più facili da piazzare della rosa attuale, come Luperini, ad esempio Montalto fino ad Adamonis e Ierardi. Per risparmiare ciò che poi va investito in funzione di ingressi che devono essere funzionali per l'immediato e per il futuro e non restare sul groppone come è successo per tante operazioni del gennaio scorso. La squadra intanto lavora per il big match di domenica. In porta si candida Farroni se non arriva un colpo dell'ultima ora. Proprio in porta sarà fatto un acquisto di sicuro, così come in attacco e in difesa. A proposito, la difesa si poggia sulla garanzia Castellini, a centrocampo De Rose farà l'allenatore in campo e Inglese in attacco porta i suoi numeri da bomber totalmente ritrovato. E riguardo ai numeri, quelli del Benevento riflettono la classifica, quasi 14 tiri di media partita. Il Catania col Sorrento ha ritrovato la verve offensiva e gli ultimi precedenti parlano a favore, così come il rendimento casalingo dell'ultimo periodo della capolista. Un match che vale in tutti i sensi per la classifica e per il futuro, come il mercato che ha appena preso avvio. E dopo le feste, con l'apertura del mercato, in movimento le altre squadre siciliane. A Palermo si lavora per il dopo Dionisi in panchina. A Messina oggi torna in città il gruppo che sta trattando l'acquisto della società. Francesco Triolo. Messe da parte le feste, c'è tanto fermento tra le squadre siciliane, a cominciare dal Palermo. La società attende solo di ufficializzare l'esonero di Dionisi ed è in corso la valutazione di diverse figure per sedere sulla panchina rosanero. Le suggestioni sono tante, tra queste c'è quella che porta al profilo di Walter Mazzarri, uno dei tanti nomi, insieme a qualche scelta Amarcord come Liverani, Iachini e Ballardini, o di esperienza come Maran e Andreazzoli. Sullo sfondo anche Pirlo e Martuscello. Sul banco degli imputati anche il direttore sportivo De Santis, fautore di un mercato estivo deludente.
In Serie C sul mercato si muove con decisione il Trapani e sembra ormai addirittura d'arrivo per l'acquisto di Enrico Piovanello, attaccante esterno attualmente in forza alla Juve Stabia. In uscita invece ci sarebbe King Udo con l'attaccante italo-nigeriano che interessa e parecchio alla triestina. A Messina bloccate momentaneamente dal presidente Sciotto tutte le operazioni di mercato. In giornata infatti torneranno in città i rappresentanti della AAD Invest, la società di intermediazione che ha sottoscritto il preliminare di acquisto della società, e le parti potrebbero quindi ripresentarsi davanti al notaio formalizzando il passaggio delle quote. Nel frattempo resta in piedi la trattativa per la cessione di Ortisi all'Altamura e quella di Lia al Cerignola. Si valutano anche le proposte arrivate per Petrungaro ed Anatriello, quest'ultimo di proprietà del Bologna. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento per la prossima edizione è alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.